Mi chiamo Luca Taddio, insegno estetica presso l'Università di Udine. Qui in questi ultimi 12 anni abbiamo realizzato oltre 800 incontri, una media di 70 incontri l'anno grazie al Festival Mimesis e al premio Udine Filosofia. Qui è nato anche il primo master in filosofia del digitale e a partire da questa esperienza abbiamo dato vita al corso di laurea in filosofia e trasformazione digitale. Non è soltanto un percorso di istruzione universitario, è una vera e propria scommessa, un progetto culturale che l'Università di Udine, fra le prime, se non la prima in Italia in realtà, ha cercato di portare avanti. La scommessa qual è? Vedere quello che è un cambiamento epocale. La nostra epoca si trasforma, non è più quella di 20, 30, 40 anni fa, è qualcosa di diverso. A cambiare è la trasformazione digitale, iniziata già da qualche decennio, ma che oggi sta portando la sua accelerazione vera e propria. Cosa cambia? Cambia il modo di rapportarsi agli altri, a noi stessi, la società. Il digitale cambia, trasforma, non ci sono più centri ma solo periferie. Una rete in cui ci si muove e in cui si cerca di capire da che parte andare. Il corso in filosofia e trasformazione digitale a Udine offre una solida formazione filosofica con un innesto riguardante le nuove tecnologie digitali. Non si tratta di rendere i filosofi ingegneri, ma di rendere i filosofi consapevoli del mondo nel quale si calano e nel quale dovranno lavorare, pensare e riflettere. È un progetto interessante, è un progetto che consiglio, è un progetto utile per chi vuole vedere ed essere all'altezza delle trasformazioni del proprio presente. Grazie a voi per l'invito, che è molto, molto gradito la prima volta per me a Udine, è una bellissima città e grazie anche da parte mia per essere qui ad ascoltare una chiacchierata col professor Tagliagambe che riguarda un tema apparentemente non totalmente collegato alla trasformazione digitale, ma invece vedremo che la trasformazione digitale c'entra e come, semplicemente faremo un ragionamento che parte anche con la suggestione del piccolo riassunto che è stato dato a questo intervento, dalle riflessioni di un celebre e molto interessante filosofo, non filosofo, diciamo è difficile etichettare Verdaschi, era un geologo, ma è anche diciamo, una persona che ha gettato le basi proprio per la nascita di tante discipline a margine della geologia che hanno a che fare con la vita intesa in senso molto ampio, un qualcosa che abbiamo un po' perso nelle nostre riflessioni contemporanee che hanno teso a specializzarsi molto rispetto agli oggetti e anche alle barriere che sono state per vari motivi create attorno alle discipline. E oggi vorremmo proprio provare a distruggere o almeno a perforare alcune di queste barriere e far invece cercare di metterle in contatto, approfittando proprio anche del fatto che il professor Tagliagambe è altrettanto un filosofo della scienza che non ama le barriere. Io sono stata sua allieva, per me non potete immaginare cosa sia oggi poter discutere di queste cose con lui, che prima me le hanno interrogate quando ero più giovane. Oggi ne possiamo parlare, ma proprio spontaneamente ci troviamo sicuramente allineati sul fatto che di fronte abbiamo una realtà da comprendere e che non ha senso decidere di comprenderla come geologi, come biologi, come filosofi o come cibernetici, perché sì, sono punti di vista diversi, ma su una realtà che abbiamo davanti e che è sempre la stessa. Dovremmo attraversare questi punti parlando fra esperti in maniera il più libera possibile e proprio con l'obiettivo di comprendere in profondità quali sono le ragioni, perché poi siamo sempre alla ricerca di perché di determinati fenomeni e anche sperimentalmente prendere atto di quello che vediamo e cercare delle risposte. Bernaschi diceva un po' proprio questo. Intanto il tema che ci viene proposto è anche quello ambientale, perché sembra un tema di moda oggi, che siamo tanto preoccupati finalmente del fatto che ci siano dei cambiamenti climatici poco comprensibili o poco controllabili ormai, ma non è un tema di moda oggi, è un problema che per esempio Bernaschi ha posto
circa 100 anni fa, parlando esattamente di effetto serra, per esempio. Perciò il tema non è nuovo. Quello che abbiamo perso forse però è la profondità della risposta a questo tema, che Vernadsky invece aveva colto molto bene nei suoi, anche descrivendo le nozioni di cui è proprio autore, per esempio la nozione di biosfera, che lui considerava in modo sistemico, proprio per tornare anche all'interdisciplinarietà, era questo involucro pregno di vita. Il professor Tagliagambe ha scritto una bellissima introduzione ad una traduzione parziale dei testi di Vernadsky, evidenziando che questa sistematicità che Vernadsky aveva concettualizzato nella biosfera è un concetto cruciale su cui dovremmo proprio riflettere, perché questa parte del pianeta, alle porte del suo interscambio con il resto del cosmo, è un mondo intermedio che è foriero di tante riflessioni interessanti. Interessante per noi capire, anche perché ci traghetta poi verso l'altro concetto, ma lo vedremo più avanti, oggetto di questa chiacchierata, che è l'atmosfera. Però io ho letto, e chiedo infatti, poi do la parola a Silvano Tagliagambe su questo, riflessioni molto interessanti proprio sul ruolo che la descrizione che la biosfera ci dà anche della vita, e come apre la porta poi verso l'impatto che gli esseri umani, la specie umana, ha avuto su questa sfera. Grazie Elisabetta, grazie a tutti della partecipazione e agli organizzatori dell'invito. Dunque, 1918-1923, subito dopo la rivoluzione d'ottobre, come sapete l'obiettivo dichiarato di questa rivoluzione era la costruzione di un uomo nuovo, che fosse capace di affrontare meglio i problemi sociali e naturali. Questo, diciamo, tipo di sogno è in gran parte tramontato per le ragioni che tutti conosciamo, ma ha lasciato un'eredità importante. Negli anni 20 escono gli studi filosofici di un naturalista, che io ho tradotto dal russo e a cui ho fatto l'introduzione a cui accennava Elisabetta, di Vladimir Ivanovich Vernadsky, che pongono un problema di cui oggi soltanto da pochi anni si discute anche in Occidente, che è il problema dell'antropocene, cioè delle responsabilità dell'uomo nei destini, per quanto riguarda i destini futuri del pianeta. E diciamo, Vernadsky sottolinea un fatto che è molto importante, diciamo, ai fini della comprensione del tipo di cultura che è necessaria per affrontare queste problematiche. Intanto è opportuno presentare lui. Vernadsky era un geologo, allievo di Dokuchaev, il pedologo russo che ha posto le basi di una nuova teoria del suolo fondata su basi evoluzionistiche. Ha studiato con Mendeleev e quindi aveva un'ottima formazione di chimica. Per conto suo ha studiato la biologia e ha teorizzato il fatto che per affrontare i problemi di fronte ai quali si trova attualmente, quando scriveva, quindi un secolo fa, il nostro pianeta, occorre un approccio che sappia costruire dei ponti transdisciplinari tra discipline differenti. Scrive i saggi di geochimica, biologia, geologia e chimica, e sulla base degli studi che gli provengono da questa conoscenza della geologia, della chimica, della biologia e della filosofia, posto che appunto il libro Riflessioni filosofiche di un naturalista è un libro di epistemologia, di filosofia della scienza, comincia a dire che cos'è il nostro pianeta, che cos'è la Terra. Allora, intanto parte, e anche questo è interessante, da una riflessione mistica e teologica tipica della cultura russa. Per la cultura russa, la religione ortodossa, nell'aldilà, nel mondo ultraterreno, a posto che esista,
non c'è il purgatorio, ci sono soltanto gli estremi, l'inferno e il paradiso, la dannazione e la salvezza. Il purgatorio è la nostra terra, e la nostra terra, dice ad esempio Dostoevsky, è destinata a diventare un inferno o un paradiso a seconda del tipo di scelte che faranno gli uomini. Quindi a noi la responsabilità di decidere il destino del nostro pianeta, che per altro verso si autoregola. Ecco, la prima distinzione importante che fa Vernadsky è quello tra il pianeta Terra e la biosfera. La biosfera è una sottile pellicola superficiale del pianeta Terra in cui è nata e si è sviluppata la vita. Quindi Vernadsky analizza la vita come sistema complessivo, non come singoli organismi. Dice che questa vita si è sviluppata all'interno di un ambiente ben preciso che è la biosfera. I destini i comportamenti dell'uomo non compromettono la vita del pianeta nella sua globalità. Il pianeta si autoregola, è un sistema autopoietico. Vernadsky, tra l'altro, enuncia per primo l'ipotesi che sarà portata a elaborazione, che poi avrà fortuna e celebrità, di Lovelock, di Gaia. Gaia è il pianeta capace appunto di autoregolarsi come un sistema vivente. Vernadsky dice, in effetti sì, il pianeta è capace di autoregolarsi. Quindi l'azione non conforme dell'uomo non compromette la vita del pianeta nella sua globalità, compromette la vita della biosfera, cioè della pellicola in cui è nata e si sviluppa la vita. Quindi se l'uomo sarà tanto cieco da porre in essere azioni che comprometteranno la vita della biosfera, scomparirà l'umanità, scompariranno gli organismi viventi, ma non scomparirà il pianeta. Il pianeta continuerà la sua vita autoregolandosi con equilibri nuovi, diversi, che non contemplano appunto la presenza dell'organismo vivente. Quindi in discussione, dice Vernadsky, mettiamocelo in testa, non è la sopravvivenza del pianeta, è la sopravvivenza della biosfera e quindi degli organismi viventi. Perché l'azione dell'uomo in qualche modo altera e compromette la biosfera? Perché l'uomo crea un altro ambiente oltre alla biosfera. La biosfera è l'ambiente naturale in cui sorge e si sviluppa la vita. Ma l'uomo crea un ambiente artificiale, frutto della sua cultura, e in particolare della scienza e della tecnologia, e questo ambiente è l'ambiente della razionalità scientifica, che proprio per questo Vernadsky chiama noosfera. Noosfera è quell'ambiente artificiale in cui vanno a confluire tutti i prodotti e risultati dello sviluppo scientifico, culturale e tecnologico. E ovviamente tra biosfera e noosfera, quindi tra ambiente naturale e ambiente artificiale, si crea una fortissima interconnessione. Allora, è evidente che la noosfera è un prodotto della biosfera, è il cervello umano, frutto dell'evoluzione naturale, che crea la noosfera e i suoi prodotti. Ma è altrettanto vero, e questo è l'aspetto innovativo delle ricerche di Vernadsky, ripeto, di un secolo fa, è che la noosfera retroagisce sulla biosfera, sull'ambiente naturale, modificandolo e accelerandone lo sviluppo. Infatti, dice Vernadsky, la nostra scienza e la nostra tecnologia producono un'accelerazione senza precedente dei ritmi di sviluppo dell'evoluzione naturale. E questo prova il fatto, a quel tempo ma anche oggi, negato da molti scienziati, da molti filosofi, che le cause mentali, cioè che la nostra mente abbia poteri capaci di incidere sullo sviluppo della materia, sullo sviluppo materiale. Altrimenti la noosfera non avrebbe la possibilità di accelerare i ritmi dello sviluppo della biosfera e dell'evoluzione.
E il problema di fondo che Vernadsky si pone è esattamente questo. E teniamo presente il fatto che Vernadsky scrive la biosfera e poi come prima lingua in francese, perché era membro corrispondente dell'Académie des Sciences e ha fatto molti anni di lezioni alla Sorbonne di Parigi, e dove ebbe occasione di incrociarsi anche con Teilhard de Chardin, il teologo che appunto fa della nozione di noosfera uno dei capisaldi, dei punti fondamentali di diciamo, proposta di una nuova teologia che tenga conto appunto degli sviluppi della scienza e della tecnologia. E allora la cosa che Vernadsky dice è questa: l'accelerazione dello sviluppo dell'evoluzione naturale provocata dalla noosfera può avere effetti positivi o negativi. E chiaramente il grosso problema è quello di disporre di una scienza che sappia monitorare attentamente questo tipo di crescita per valutarne appunto gli esiti già prodotti e prevedibili. Sottolineo soltanto un fatto che è fondamentale. Vernadsky dice: questo richiede delle visioni di lungo respiro e richiede collaborazioni interdisciplinari. Il problema della valutazione degli effetti della noosfera sulla biosfera è un problema talmente grosso e complesso che richiede quella collaborazione tra scienze differenti, discipline scientifiche differenti, che appunto Vernadsky incarnava nella sua formazione. Vernadsky lo dice esplicitamente: se l'università non cambia, stava parlando della Russia degli anni '20, se noi non riusciamo a fare alla formazione superiore un salto dallo sviluppo per competenze specialistiche esclusivamente disciplinari a competenze che sappiano anche far convergere, combinare e interagire i risultati di discipline differenti, non emergerà mai la capacità di affrontare problemi di questa complessità e chiaramente non ci sarà da parte dell'umanità la capacità di valutare e di monitorare gli effetti della noosfera sulla biosfera. 1923, soltanto 10 anni fa sono usciti studi che riconoscono in Occidente, che riconoscono a Vernadsky la priorità e la piena paternità dell'anticipazione previsionale di questo tipo di ricerche, al punto tale da considerarlo appunto con un secolo d'anticipo il fondatore dell'antropocene. Come vedete siamo arrivati molto velocemente al problema della transizione digitale, perché nell'antropocene rientrano tutte le attività che la specie umana ha portato avanti in virtù del fatto che, diversamente dalle altre specie, ha sviluppato delle capacità fisiologiche del sistema nervoso centrale, neurali, cerebrali, che gli neuroscienziati oggi possono attestare anche attraverso osservazioni empiriche sulla produzione di nuovi strumenti, di concetti che senza la specie umana non sarebbero stati neanche concepiti. E la tecnologia, diciamo, oggi immaginiamo subito i calcolatori, ma questa evoluzione è iniziata con strumenti molto più primordiali, che hanno però accelerato a loro volta le capacità umane. Ma proprio se pensate alla protostoria, invenzioni di strumenti, quali strumenti per modellare, strumenti per scavare, graffiti, che sono i primi elementi segnici che abbiamo a disposizione, non hanno fatto altro che amplificare la caratteristica che innova la sfera del nous rispetto alla sfera del bio, cioè la nostra capacità di ragionamento e di pensiero.
quello che è successo è che per esempio McLuhan ha messo molto bene in evidenza come un lato della medaglia, che non è la stessa che ha messo in evidenza Bernaschi. Sono due autori tutti e due molto importanti nella storia della nostra riflessione. McLuhan e tantissimi studiosi dopo di lui, anche recenti, hanno messo in evidenza come gli strumenti abbiano esteso le nostre capacità mentali soprattutto. Quindi dallo strumento che aiuta il pensiero a diventare più potente, ad esprimersi maggiormente. E ci siamo concentrati molto su questo, anche nelle simulazioni, per esempio, che l'intelligenza artificiale ha posto sin dall'inizio. Qual era il problema? Simulare queste grandi capacità razionali che gli esseri umani avevano in dotazione genetica e sviluppavano in forma accelerata dagli strumenti giorno dopo giorno. E le simulazioni inizialmente riguardavano proprio questo e consolidavano, ci hanno fatto un grosso favore, cioè ci hanno consentito di superare l'idea che per conoscere noi stessi la psicologia dovesse basarsi su un'osservazione del comportamento esteriore e cercare di ipotizzare dei nessi causali tra ciò che succedeva nel mondo come input e le nostre risposte, escludendo il mentale, quindi proprio la noosfera, dalla possibilità stessa di essere conosciuta in una maniera scientifica, finché non fosse di altra natura. Le prime simulazioni ci hanno proprio consentito di andare oltre questo, perché ci hanno fatto vedere in una simulazione che non aveva nulla di misterioso, che in qualche modo il pensiero sopravviene alla materia. Cioè noi abbiamo un insieme di materia inorganica che è in grado di produrre dei simboli e di elaborarli in un modo che non possiamo non considerare intelligente. Addirittura ci aiuta. E senza andare a pensare alle grandi simulazioni, pensiamo a una banale calcolatrice che ci consente di fare calcoli che almente non saremmo in grado di fare. Ci siamo molto innamorati di questo e a un certo punto però l'intelligenza artificiale cosa ci ha suggerito? Che non esauriva questo tipo di simulazione quella che noi chiamiamo il pensiero intelligente, riferiamo a noi esseri umani, perché c'era tutto un portato di conoscenza del senso comune, emozioni che ci spingono alle decisioni che questi calcolatori non erano in grado di portare avanti. Ora la situazione è molto cambiata, ci sono intelligenze artificiali molto più potenti rispetto a quelle che vi ho descritto io, però ci rimane ancora un problema aperto, cioè stiamo ragionando sempre in un'unica direzione, in cui questa ragione che comunque ha un impatto sulla vita viene potenziata, ma è come se ci fosse una cesura, non si capisce come poi questa ragione si riversa nella biosfera, come la noosfera, come ritorna ad avere un impatto sulla biosfera, che vediamo? Perché in questo tentativo di scientificizzare la conoscenza su di noi e su come ci comportiamo, su come funziona il nostro cervello, l'alternativa teorica alla simulazione artificiale della razionalità è la negazione del mentale di nuovo, cioè una forma diversa di comportamentismo che col comportamentismo ha in comune un riduzionismo eliminativista. Cioè tendiamo a dire, va bene, adesso siamo adulti, la scienza ha raggiunto una sua maturità, inclusa la psicologia, le neuroscienze ci aiutano con i dati, con l'osservazione a capire come funziona il nostro cervello, cosa si attiva quando facciamo determinate cose. Quindi dobbiamo liberarci del mentale perché non sembra più un linguaggio adeguato al nostro progresso scientifico. Questo è un grosso problema e non spiega quello che ha citato prima Silvano Tagliagambe, come la noosfera possa essere responsabile dei destini della biosfera in un certo senso, mentre Bernaschi aveva già indicato una strada su questo. Sì, intanto voglio sottolineare due cose. La prima è questa. Chiaramente il passaggio dalla biosfera alla noosfera comporta
un esito che Vernadsky sottolinea, che è molto presente nella riflessione scientifica contemporanea, economico-sociologico e non soltanto, e cioè l'idea che attraverso la noosfera e tutti gli sviluppi condensati in essi noi possiamo trasformare l'ambiente naturale in un ambiente intelligente. C'è un problema che Vernadsky sottolinea parlando di cerebralizzazione dell'ambiente. Cioè, è chiaro che lo sviluppo scientifico e la tecnologia contribuiscono a dotare il territorio e l'ambiente in cui noi viviamo di intelligenza. Proprio l'intelligente non è soltanto l'organismo vivente, ma intelligenza attraverso l'azione appunto degli organismi umani soprattutto, diventa lo stesso territorio, lo stesso ambiente, e quanto più questo ambiente è intelligente, tanto più può diventare competitivo dal punto di vista economico, culturale e sociale. Questo è il primo aspetto che Vernadsky sottolinea. Il secondo è questo. Quando Vernadsky scriveva, esisteva la genetica nelle basi più elementari, Mendel ovviamente, ma non esisteva l'idea di codice genetico, di DNA e via dicendo. Quando fu, diciamo, la genetica arrivò a questa frontiera, la propose come l'idea di un patrimonio genetico che si trasmetteva da una generazione all'altra e che era sostanzialmente immutabile nel passaggio da una generazione all'altra. L'idea era quello che appunto attraverso il DNA ci fosse una trasmissione da una generazione, dalla generazione dei padri a quella dei figli, che in qualche modo conservasse il più possibile non modificato il patrimonio genetico che veniva trasmesso. Questa idea del cervello come qualcosa di non plastico, sostanzialmente, è durata non nell'opinione comune, ma nella ricerca scientifica fino a non molto tempo fa. Soltanto da poco si è arrivati a capire che invece il cervello è un organo estremamente plastico e flessibile, che si modifica con estrema rapidità in seguito anche e soprattutto ai rapporti con l'ambiente, per cui un celebre neuroscienziato, premio Nobel per la medicina e biologia per la scoperta del funzionamento del sistema immunitario come Gerald Edelman, dice: non esistono due cervelli identici neanche nel caso di gemelli monozigoti che hanno ereditato lo stesso patrimonio genetico, perché un minuto dopo la nascita, in seguito alle diverse tipologie di relazione con l'ambiente, i due cervelli cominciano a differenziarsi. È impossibile che due individui abbiano lo stesso tipo di relazioni con l'ambiente. Quindi, se anche hanno lo stesso patrimonio genetico, posto che a incidere è anche, e potremmo dire soprattutto, la relazione con l'ambiente, posto che non è possibile che due individui abbiano lo stesso tipo di relazione con l'ambiente, chiaramente i loro cervelli saranno differenti. Perché ho ricordato questo fatto? Perché Vernadsky anticipa da questo punto di vista una conclusione che oggi trovate normalmente in diversi studi di neuroscienze come di psicologia cognitiva, e cioè il fatto che la noosfera non agisce soltanto sulla biosfera nel suo complesso, ma anche sui singoli cervelli, accelerandone lo sviluppo. E Vernadsky dice: sostanzialmente attraverso lo sviluppo scientifico e tecnologico verrà un momento in cui lo sviluppo, la crescita e la modificazione dei cervelli, che oggi avviene ancora abbastanza lentamente, subirà un ritmo di accelerazione tale per cui cambiamenti dei processi cerebrali che prima avvenivano nel corso di secoli avverranno nel corso di decenni e anche in maniera più ravvicinata, ed è quello che oggi appunto le neuroscienze e la psicologia cognitiva tendono a mettere in evidenza in seguito alle cose che ricordava Elisabetta, cioè
soprattutto allo sviluppo delle tecnologie, del digitale, del passaggio da processi diciamo basati sulla tradizionale lettura e scrittura a processi che comportano invece l'utilizzo di questi nuovi media, i cervelli dei nostri bambini, dei nati, sono per molti aspetti significativi estremamente diversi dai cervelli delle generazioni anche diciamo abbastanza recenti. Questo aspetto è stato sottolineato, lo so io perché c'è un matematico francese, Stanis Dehaene, che ha scritto un libro molto bello in cui spiegava diciamo se la passione per la matematica è in qualche modo innata oppure no, in un libro che si intitola Il pallino della matematica. Poi si è riconvertito agli studi di psicologia cognitiva e di neuroscienze, ha scritto un libro molto bello che si intitola I neuroni della lettura, in cui dice che sostanzialmente quello che sta avvenendo con il passaggio dai sistemi di scrittura tradizionali al digitale è un po' quello che è avvenuto con il passaggio dall'oralità alla scrittura. Cioè non è che la scrittura ha determinato nel nostro cervello la nascita di nuovi processi cerebrali, ha semplicemente comportato una riconversione per cui i processi e i circuiti cerebrali che fino a quel momento erano abilitati alla sola lettura si sono almeno in parte riconvertiti per essere utilizzati a vantaggio del nuovo sistema che avanzava, quello della scrittura e poi quello della stampa. E oggi, dice Dehaene, in questo libro Neuroni della lettura, sta succedendo la stessa cosa con il passaggio dalla scrittura tradizionale al digitale, per cui i nostri processi cerebrali stanno utilizzando, riconvertendoli, i processi che erano destinati alla lettura e alla scrittura per le attività che sono in qualche modo implicate dal digitale. Ecco, voglio sottolineare questo aspetto perché vi suggerisco una lettura a mia volta. Dehaene ha scritto un libro che è stato tradotto in italiano da Raffaello Cortina, che si intitola Vedere la mente. Questo libro è interessante perché Dehaene è a capo di un'equipe che utilizza i sistemi più avanzati per la visualizzazione dei processi cerebrali in azione. E quindi questo libro è fatto di 100 fotografie del cervello in azione, con 100 schede che illustrano le azioni visualizzate. E quello che, a proposito del comportamentismo di cui parlava Elisabetta, quello che Dehaene mette in evidenza in questo libro è un fatto apparentemente sorprendente, cioè che il cervello parla soprattutto con se stesso, che il 90% dei processi cerebrali è dedicata all'attività organizzativa interna del cervello, ai sistemi top-down o bottom-up del cervello, che persino per quanto riguarda la visione, il 90% delle sinapsi è dedicata a processi interni e soltanto il 10-12% è dedicato alla, diciamo, focalizzazione dell'attenzione nei confronti degli stimoli esterni. Per cui, diciamo, la cosa interessante che Bernassi già metteva in evidenza è che lo sviluppo della scienza e della tecnologia agisce sui processi interni cerebrali, modificandoli in maniera sostanziale. Questa sua idea nel 1920-23 non poteva neanche essere accettata dalla ricerca scientifica recente, dominata dall'idea della genetica classica e della trasmissione ereditaria del patrimonio genetico. Sono soltanto gli ultimissimi sviluppi che dimostrano invece la plasticità e la flessibilità del cervello
ci sono degli studi di psicologi cognitivi e di neuroscienziati americani che sono impressionanti da questo punto di vista, nel mettere in evidenza come il cervello dei neonati, dei nati dopo nel nuovo millennio, sia per aspetti estremamente significativi differente dal cervello dei loro nonni, ad esempio, che dimostrano invece l'importanza di questa visione di Vernadsky. Per cui, ecco, quello che voglio sottolineare è questo aspetto. Quando si parla di noosfera, non si parla soltanto del rapporto tra biosfera e noosfera, dei destini della biosfera, di ciò che comporta l'esame degli organismi viventi e dell'atmosfera e dell'ambiente del nostro pianeta che li ospita, ma si parla anche del rapporto tra lo sviluppo della scienza e della tecnologia e le nostre capacità cerebrali dei singoli individui. E questo, cioè, che questa cosa sia stata proposta un secolo fa, se voi andate a leggere, è stato, Elisabetta ricordava il titolo del libro, il titolo originale del libro di Vernadsky era Pensieri filosofici di un naturalista. È stato pubblicato in epoca staliniana massacrandolo, cioè togliendo le parti che venivano considerate eretiche dal punto di vista del materialismo dialettico di allora. Sono state ripubblicate in forma originale nel 1988, nel momento in cui segretario del Partito Comunista era Gorbaciov, quindi approfittando della nuova atmosfera della glasnost, della trasparenza, e la traduzione che è stata fatta appunto di questo libro di Vernadsky sulla edizione del 1988, quindi sull'edizione originale, è stata pubblicata da Mimesis con il titolo Biosfera e Nosfera e sotto il sottotitolo, che era il titolo originale dell'opera, Pensieri filosofici di un naturalista. Non è un'edizione completa perché i pensieri filosofici di un naturalista sono in 2 volumi, sono all'incirca 700-800 pagine, però in circa 350-400 pagine contiene i capitoli più significativi della riflessione di Vernadsky. E allora il problema che la lettura di queste pagine pone è questo. Noi tendiamo a ridurre spesso, a fare della filosofia della scienza, dell'epistemologia, delle discipline specialistiche, che anziché fare da ponte tra le diverse discipline scientifiche e riuscire a collegarle in un'ottica transdisciplinare, in un certo senso si propongono essi stessi come un nuovo specialismo che si pone accanto agli altri specialismi. Per cui ci manca quella visione complessiva capace di valutare i fenomeni complessi che comporta il passaggio. Avete tutti, ho dato un'idea, diciamo, molto sintetica e molto rapida. Spero avuto un'idea della complessità dei fenomeni che secondo Vernadsky sono inclusi nel passaggio dalla biosfera alla nosfera. È chiaro che fenomeni di questa complessità non possono essere affrontati né dal solo geologo, né dal solo chimico, né dal solo biologo, né dal solo neuroscienziato, né dal solo epistemologo se si trasforma in uno specialista accanto a questi altri specialisti, ma richiedono la collaborazione interdisciplinare vera tra tutte queste discipline e quindi richiedono anche un tipo di formazione superiore universitaria che sappia effettivamente costruire dei ponti effettivi tra le diverse discipline. Questo è anche uno dei messaggi più interessanti e più attuali, secondo me anche più pregnanti, che l'eredità di Vernadsky ci lascia. E che penso possa essere anche molto utile dal punto di vista pratico per chi, per esempio, si trova a dover prendere delle decisioni, cioè tutti noi ormai, su come usare le nuove tecnologie, su
quanto averne paura su come utilizzarle responsabilmente. Le nuove intelligenze artificiali aperte ci preoccupano, immagino. Cioè, le anticipazioni di Vernadsky andavano proprio nella direzione di dire abbiamo in mano uno strumento. Detto in altri termini, uno strumento ancora più antichi forse di Vernadsky, uno strumento non è di per sé né buono né cattivo, mai, però l'utilizzo che poi noi esseri umani ne facciamo decide, un po' come per il paradiso e l'inferno, la direzione da prendere. Quanti di voi insegnano? Un buon numero. Immagino che vi siate trovati a dover prendere delle decisioni su come introdurre delle nuove tecnologie a scuola. Lasciamo il cellulare in classe, non lo lasciamo, ci sono stati dei dibattiti che hanno polarizzato proprio le persone, anche in termini di posizioni. Ultimamente, per esempio, all'università è esploso il dibattito: cosa ne facciamo di ChatGPT? Compriamo dei software che riconoscano quali testi sono scritti dai software e quali dagli esseri umani. Proibiamo internet nel momento in cui chiediamo a un ragazzo o una ragazza di scrivere una risposta a una nostra domanda che poi dovrà decidere del suo superamento o no di un esame. Vi è capitato di trovarvi in queste situazioni, oppure non avete ancora avuto modo di dover discutere o anche decidere: compriamo il robot con i fondi PNRR oppure compriamo dei banchi più colorati? Addirittura ultimamente mi è capitato di assistere a questa situazione, chiamiamola così: un docente che ha proibito durante la lezione l'utilizzo degli strumenti digitali per prendere appunti, sostenendo, ha scritto proprio in un'email, sostenendo che, incoraggiando studenti e studentesse a usare carta e penna, sostenendo che così, in questo modo, c'era un passaggio ulteriore del corpo che doveva fare qualcosa e quindi imparava meglio. Epistemologia ingenua la potremmo chiamare. Peccato che di fronte avesse delle generazioni che avevano subito esattamente quelle modifiche nei loro cervelli, per cui per loro la carta e la penna non servivano più che l'iPad, anzi, cioè c'erano persone che rispondevano: sì, ma noi abbiamo capito questo argomento perché per fortuna abbiamo potuto fotografare gli appunti alla lavagna, scriverci sopra, aggiungerci un commento. Cioè hanno un modo diverso di leggere, di memorizzare e di comprendere. È un problema di comunicazione tra generazioni, perché si è creata questa accelerazione che anche per ragioni di approccio, non solo di età, molto di approccio, non tutti i cervelli accolgono. C'è anche chi dice che è proprio contro. Probabilmente anche qui ci sono persone contro, questo non ve lo chiedo, questo outing, però vi dico che Platone era molto preoccupato del passaggio dall'oralità alla scrittura, che parlava prima, si vanta gli gambe, eppure io vedo che la signora davanti a carta e penna e nessuno, insomma, si indigna per questo, però noi ci stiamo indignando e preoccupando nel modo sbagliato di questo ingresso di nuove tecnologie che non saremmo in grado di fermare, ma che dobbiamo assolutamente decidere come utilizzare. Guardate, a beneficio degli insegnanti, il concetto di modifica dei processi cerebrali non è un concetto astratto, è legato a un fatto ben preciso che è stato focalizzato ad oggetto di studi molto attenti da parte delle neuroscienze e della psicologia cognitiva, cioè il fatto che dagli 0 a 6 anni il cervello dei bambini subisce un arricchimento delle sinapsi che li porta ad avere uno sviluppo impressionante. Si capisce perché i bambini devono essere ricettivi, estremamente ricettivi. Il loro cervello deve essere capace di recepire e di elaborare gli stimoli più differenti. Teniamo presente, tra l'altro, che nei bambini di quell'età i processi emotivi
sono molto più, si sviluppano molto più precocemente dei processi cognitivi in grado di controllarli in qualche modo. Per cui il bambino è tendenzialmente portato al rischio non contemperato da una capacità di valutarne le conseguenze. Ma la cosa importante è appunto questo arricchimento che avviene, questa moltiplicazione delle sinapsi che avviene fino ai 6-7 anni, che è accompagnata dai 6-7 anni ai 23-24 nelle donne e ai 27-28 negli uomini. Ebbene sì, le donne sono più precoci, è provato da un processo di potatura, il pruning, no? Per cui questi processi cerebrali in eccesso vengono via via eliminati, ovviamente perché? Per dare ai processi cerebrali una migliore organizzazione interna e una maggiore stabilità. Guardate che dai 6 anni ai 23-24, 26-27 significa coprire tutto l'arco della formazione primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, universitaria e post-universitaria. Tutta la fase di apprendimento, almeno quella fondamentale, è accompagnata dal pruning. È chiaro che quali sono i processi cerebrali, i circuiti sinaptici eliminati in questa potatura? Quelli che vengono meno utilizzati dall'ambiente in cui il bambino o l'adolescente opera, dalla famiglia, dall'ambiente scolastico, no? Dal tipo, ed è altrettanto chiaro che quanto più l'ambiente è omogeneo e meno differenziato, ahimè, avete presente la conformazione delle aule delle nostre scuole, no? Non è un campione di varietà polimorfiche e via dicendo, tanto più il cervello mette in opera sempre gli stessi tipi di processi cerebrali e quindi quali sacrifica? Quelli che lo abiliterebbero e lo renderebbero capaci di vedere e pensare altrimenti, cioè quelli che sono in qualche modo capaci di sollecitare la creatività. E questo è un grosso problema. Ma in ogni caso, in questo processo di potatura, che è un processo concreto, registrato, chiaramente i bambini, non è che avviene nei bambini di oggi, avveniva sempre, solo che non ne avevamo consapevolezza. I bambini di oggi evidentemente tendono ad eliminare processi sinaptici diversi da quelli che venivano eliminati in precedenza e quindi conseguentemente a rafforzare circuiti alternativi rispetto a quelli egemoni fino a non molto tempo. Quindi stiamo parlando di qualcosa di estremamente concreto. Non pensate che la plasticità del cervello sia uno slogan, è legato appunto a questo sviluppo specifico molto concreto. E questo chiaramente pone un problema, perché come facciamo a differenziare ambienti fisici che sono estremamente monocordi? Già dal punto, se voi leggete l'ultimo libro di Vallortigara, insegna a pochi chilometri da qui a Rovereto, Il pulcino di Kant, no, vi si dice che il fattore dominante ai fini del riconoscimento da parte dei bambini e della costruzione della propria identità personale è il movimento. E questo riprende studi che sono stati fatti da Alain Berthoz in un libro capitale che si intitola Il senso del movimento, che dice che noi non abbiamo 5 sensi ma 6, che ai 5 tradizionali dobbiamo aggiungere il senso del movimento e che anzi il senso del movimento è più importante degli altri 5 ai fini della definizione dell'identità personale. Voi pensate al fatto che noi costringiamo bambini dai 6 agli 11 anni a scuola a stare immobili per 5 ore. Alla luce di queste idee,
che sottolineano l'importanza fondamentale del movimento, dell'orientamento nello spazio, del fatto che l'orientamento nello spazio è la capacità di relazionarsi alle varie sollecitazioni che lo spazio comporta, sono i fattori costruttivi e costitutivi della nostra identità. Questo tipo di costruzione è quanto di più antipedagogico possiamo immaginare. Ahimè, le cose stanno così. E quindi diciamo una necessità di ripensamento degli ambienti. Per cui diciamo questo modo spesso molto superficiale di affrontare il problema del digitale sì, senza tener conto i rapporti tra il digitale possibili, tra il digitale e l'ambiente scolastico, perché il digitale ben utilizzato può variare enormemente l'ambiente scolastico, sono, diciamo, di una povertà concettuale tale per cui io sono molto contento che a Udine sia stato istituito prima un master sul digitale e oggi un corso di laurea sulla filosofia del digitale, perché questo comporta esattamente quello che dicevo, una riflessione, come diceva Elisabetta, su quelli che devono essere gli ambienti più favorevoli a uno sviluppo educativo pieno e sull'apporto che il digitale, sottolineo 3 volte, ben utilizzato, e di cui si sappiano valutare in maniera responsabile le conseguenze, non è certo il metaverso alla Zuckerberg, tanto per dirlo, che è un mondo alternativo che assomiglia tanto al paese dei balocchi di Pinocchio che genera i ciuchini, quindi attenti. Il digitale ben utilizzato può chiaramente comportare quella diversificazione degli ambienti scolastici, non possiamo rifare le scuole, no, dal punto di vista dell'edilizia, però possiamo diciamo, renderle anche qui più plastiche, più flessibili nelle loro proposte ambientali attraverso appunto l'uso del virtuale, del digitale e via dicendo. Questo non ci deve spaventare se lo conosciamo e lo sappiamo utilizzare. E qui entra il secondo concetto che gli organizzatori ci hanno affidato, che è quello di semiosfera. Infatti, perché lo strumento forse più potente di impalcatura cognitiva di cui gli esseri umani sono dotati, primo strumento che è interno, ma è comunque uno strumento, è forse il linguaggio. È il nostro linguaggio naturale, ma anche altre forme espressive che da questo derivano, è lo strumento semiotico con il maggiore potere espressivo. Sono stati fatti varie considerazioni su questo. Lo dico perché non siamo gli unici esseri umani dotati della capacità di comunicare, ma siamo gli unici che lo facciamo con un grado di sofisticatezza pari a quella che il linguaggio naturale ci ha consentito di fare, e su cui si sono innestati anche tanti altri linguaggi. Questi sono altrettanti strumenti, inclusi la matematica, i linguaggi scientifici, i linguaggi formali. Approfondire quelli sono esattamente il meccanismo che poi ci ha portato anche a costruire le tecnologie sofisticate, così sofisticate che oggi siamo passati dall'antropocene all'ibridocene, cioè un mondo in cui non ci sono più accostati un mondo vero e un mondo fittizio, ma è un unico ambiente, proprio come quello che descriveva la nostra, cioè un modo ideale di variare gli ambienti fisici è proprio ibridarli con degli intelligenti strumenti digitali, per esempio, proprio perché questo è l'ambiente in cui riusciamo noi a comunicare, a usare gli strumenti anche per riflettere, per pensare, per arricchire il nostro mondo concettuale, per vivere nelle simulazioni narrative, storie, concetti, personaggi che poi vanno a creare quello che siamo e quello che conosciamo. E la semiosfera anche in questo caso ha anticipato tutto questo. Sì, io, una brevissima nota biografica, ero andato a Mosca nel 69, mandato dal mio maestro Ludovico Gianni Munata,
proprio spinto, mandato di 69 andare in Unione Sovietica per un ragazzo di 69, avevo 24 anni, non era precisamente il sogno di tutta la vita. Avevo fatto una tesi sull'interpretazione della meccanica quantistica di Reichenbach, e lì avevo introdotto un capitolo sulle controversie in Unione Sovietica sull'interpretazione della meccanica quantistica, perché c'erano dei fisici illustri come Landau che erano assolutamente favorevoli all'interpretazione di Copenaghen nella meccanica quantistica, ma la gran parte dei fisici sovietici invece la ritenevano una teoria idealistica, pericolosa e quindi da prendere con le molle. Quindi dice, vai a studiare questa cosa, cerca di capire i termini di questa controversia e via dicendo. E durante il mio soggiorno a Mosca, per caso vidi una conferenza di Lotman, che era un semiotico, fondatore della scuola di Mosca Tartu della semiologia russa. Andai a seguire la sua conversazione e poi alla fine mi avvicinai presentandomi, facendogli complimenti. Lui mi dice, cosa è venuto a studiare a Mosca? Io dico l'interpretazione della meccanica quantistica, solo quella. E dico bene, basta, basterebbe. E lui mi disse sì, ma hai mai sentito parlare di Vernadsky? No. Hai mai sentito parlare di Florensky? No. Hai mai sentito parlare di Yuri Lotman? Dico sì, adesso perché mi trovo. E lui mi suggerì e mi disse se diciamo in qualche modo vuol farsi un'idea più completa della cultura russa, si studi Vernadsky, in particolare gli studi sul rapporto tra biosfera e ionosfera, perché io ho appena pubblicato un libro che si intitola La semiosfera, che trae origine dalla nosfera di Vernadsky e applica il concetto di nosfera che ho cercato di illustrarvi prima, in particolare ai fenomeni culturali che riguardano la letteratura, l'arte e il processo della lettura, considerandolo un sistema di modellizzazione per cui l'ambiente, Vernadsky parla dell'ambiente creato dalla scienza e dalla tecnologia, io parlo dell'ambiente creato dalla lettura, dai romanzi, dalla scrittura, dalla poesia, e mi interrogo, la semiosfera è un concetto ricchissimo, ma voglio esemplificarne soprattutto un aspetto che secondo me è molto concreto e interessante, e cioè che cosa avviene di noi e delle operazioni del nostro cervello quando leggiamo un romanzo. Questo è uno dei problemi molto interessanti che si pone Lotman. Dice, il romanzo, qualunque romanzo noi leggiamo, è un'opera compiuta, quindi appartiene al passato rispetto alla nostra esperienza di lettori, ovviamente. È qualcosa che già preesiste all'attività della lettura e quindi è un passato rispetto al processo di lettura medesimo. Però quando io leggo un romanzo, che cosa succede? Succede che io mi identifico, se leggo in maniera partecipativa, con le vicende narrate dal romanzo, con le vicende dei suoi protagonisti, e quindi il mio presente si confonde con il passato narrato dal romanzo. Il mio presente richiama questo passato, lo ripropone, lo rimette in vita, ed è come se io vivessi in questo passato in un processo per cui, ecco l'aspetto interessante, è il presente della lettura che in qualche modo va verso il passato e crea da questo passato ricordi, una memoria che si attualizza nel processo di lettura medesima. Cioè, in pratica, cioè il processo di lettura crea un tipo di memoria che va dal presente al passato e non viceversa, perché il mio presente di lettore che richiama, dà significato, dà importanza. E non soltanto, ma nel momento in cui leggo io mi faccio delle aspettative circa gli sviluppi futuri della trama narrativa.
Questo che cosa significa? Significa che nel processo di lettura si realizza una miscela tra le tre dimensioni temporali, passato, presente e futuro. Una miscela priva di gerarchie, per cui non è più vero che il presente è più importante del passato, no, lì passato, presente e futuro sono mescolati insieme. L'attività di lettura fatta bene li mescola insieme, li ibrida e azzera ogni forma di gerarchia. E non soltanto, ma crea un tipo di memoria che appunto va dal presente al passato e non viceversa, e quindi con una direzione contraria rispetto alla freccia tradizionale del tempo. Lotman, 1975, 1997, Edelman, Il presente ricordato, fatto su studi neuroscientifici. Che cosa dice? Che la nostra memoria, quella cognitiva, localizzata nell'ippocampo, poi c'è quella emotiva nell'amigdala, non è un deposito, un archivio di ricordi tutti interi e già strutturati, ma è come un magazzino di cianfrusaglie, è fatta di pezzi di ricordi messi lì alla rinfusa, no? Che vengono via via richiamati da un'esperienza presente. Proust lo descrive molto bene questo processo, per cui diciamo una situazione presente che per qualche aspetto, la Maddalena, il sapore, mi richiama un'esperienza passata, fa sì che io richiami questi frammenti di ricordi, frammenti, non ricordi, e li riorganizzi, ma li riorganizzi sulla base dell'istanza presente che li ha richiamati. Per cui è il presente che organizza e struttura il ricordo e gli dà senso. Per cui l'operazione del ricordare è sempre un'operazione di reinterpretazione e di ricategorizzazione. E ovviamente se le cose stanno così, l'idea di Lotman che nella lettura presente, passato e futuro si mescolino in forme non gerarchiche viene pienamente confermata, perché la memoria è importantissima, ma è il presente che richiama la memoria, è la relazione tra presente e passato che crea quella che chiamiamo memoria e le dona sostanza, ma questa relazione tra presente e passato è sempre densa di aspettative, perché se noi richiamiamo qualcosa del passato lo facciamo anche in vista di... E quindi ecco, che cosa significa questo? Significa che l'uomo è misura del tempo, che la nostra cifra costitutiva fondamentale è la gestione del tempo, che noi gestiamo il tempo, non siamo gestiti dal tempo, e lo gestiamo riuscendo a calibrare via via a nostra misura le relazioni tra presente, passato e futuro, e quindi dando al nostro tempo una misura che è fatta dal tipo di miscela tra queste dimensioni che noi creiamo nei processi di lettura, creiamo nella progettazione, creiamo ovunque. Per cui, diciamo, se noi facciamo di questo aspetto, ho appena finito di leggere l'ultimo libro di Cacciari, Metafisica concreta, e Cacciari, che so che verrà a presentare questo libro a Udine, in alcuni passaggi cruciali del libro ripropone con argomentazioni diverse da quelle che vi ho proposto io, che sono di tipo più filosofico e storico-filosofico, la stessa idea che l'uomo non abita il tempo, ma l'uomo gestisce il tempo, che quindi l'uomo non può essere condizionato dal tempo. Tutte le idee secondo le quali i nostri ricordi, ciò che siamo stati, il nostro passato, le nostre tradizioni ipotecano il nostro presente, sono una sciocchezza, perché noi non siamo ipotecati
dal passato, casomai lo ipotechiamo attraverso le reinterpretazioni che ne diamo. E quindi dobbiamo assolutamente rivedere i problemi culturali. Ecco, il libro di Lottman, La semiosfera, propone i modelli di ambiente che sono creati dalla letteratura e dall'arte, soprattutto dalla letteratura, e il modo di comportarsi dei lettori consapevoli all'interno di questo ambiente, per cui la lettura diventa un processo creativo, non semplicemente ricettivo, è sempre associato a processi di interpretazione e soprattutto rende l'uomo, e con questo concludo perché credo che abbiamo esaurito il nostro tempo, rende l'uomo padrone del proprio tempo. E questa è una conquista incommensurabile, assolutamente importante, perché se ci rifacessimo alle vicende relative all'intelligenza artificiale, uno dei problemi dell'intelligenza artificiale è proprio questo. Un'intelligenza artificiale attualmente non è certamente capace di gestire il tempo. Lo diventerà mai capace di fare questa operazione basilare che è costitutiva dell'intelligenza umana? Qua le risposte possono essere differenti, ma diciamo la cosa importante è che la gestione del tempo, la capacità di gestirlo attraverso le operazioni di mixaggio di cui parlavo prima, è certamente una delle caratteristiche fondamentali dell'intelligenza naturale. Ci sarebbero tante altre cose da dire, ma credo che il tempo incalzi e quindi vi ringrazio dell'attenzione.